Quinta corsa, confronto per 4 anni. Sulla distanza del miglio, Alba dei Greppi, Akira, Astro del Nord, Olovost, Atene 3B, Anita Rocchi in prima fila, Ayrton Treb, Alaska Gams e MNUSM in seconda. Proprio MNUSM favorito con Antonio Greppi di Sediolo, numero 9 dello schieramento, il secondo del derby, praticamente al rientro. Macchina che stacca con Olovost veloce, va su Astro del Nord che conquista la testa. Olovost però velocissimo va a presentarsi, sono veloci anche Atene 3B e Anita Rock, con Anita Rock costretta in terza ruota, sbaglia invece Atene 3B, ha sfilato Olovost, ora si presenta Anita Rock che Numero attacca con 5, decisione Atene dopo 3B, 300 metri di gara, squalificato. non riesce però a sfilare, sarà sotto Astro del Nord. Anita Rock però continua nella sua progressione, 400 velocissimi, 28,5, passa a condurre Anita Rock e guida su Olovost che alla fine lascia sfilare Anita, terza posizione per Astro del Nord, in quarta c'è Akira, via via gli altri con Alaska Gam che inizia la sua risalita, 600 in 43,4. Datura estremamente sostenuta nel primo quarto di gara, poi ancora un 14,9 in curva con Anita Rock leader nei confronti di Olovost. All'esterno avanza ora Alaska Gams, si trascina Emonu SM, se ne vanno gli 800 in 58,4, ancora un 15 davanti alle tribune. Olovost segue le mosse della leader, mentre all'esterno Alaska Gams cerca di avvicinare la battistrada dopo un chilometro percorso in 1,13,6. Va deciso ora Alaska Gams, si trascina Emonu SM, poi avanza anche Ayrton Treb, mentre cala a 450 dalla conclusione Anita Rock che scompare. Ha spostato anche Olovost in anticipo su Ayrton Treb, intanto Emonu SM va su Alaska Gams, impegna a metà della piegata conclusiva, passa Emonu SM sul finire della curva. Avanza anche Olovost, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo, Emonu SM ha preso vantaggio nel finale, Emonu SM viene a vincere netto, il secondo posto è per Olovost, al terzo Alaska Gams precede Ayrton Treb, 1,13 netto il ragguaglio conclusivo, 29,2 a chiudere per Emonu SM che rientra così con una vittoria. Antonio Greppi in Sediolo. Per il training Goccia d'Oro 1,97 la quota al totalizzatore. Bel primo piano di Emonu SM che non correva dal 1° novembre, oggi subito assegno al rientro, secondo posto per un Olovost che corre comunque molto bene. Al terzo finisce Alaska Gams a sua volta al rientro.